Appena faccio questo sono già più tranquillo, non so perché. Buonasera vlog, è venerdì sera, ho appena caricato l'episodio 39, però c'è subito da fare il nuovo. Ma a parte questo siamo andati alla stazione con Simo, alla stazione mi sono accorto che avevo dimenticato la vlogocamera in ufficio, quindi siamo tornati a prendere la vlogocamera. Volevo portarvi in giro ma siamo un po' stanchi, però confermo che lo stanno guardando male i passanti. Simo, prova a fare, cioè, lo sguardo che riceviamo quando vedono la telecamera. Non so ancora su che cosa sarà questo vlog, ma lo scopriremo presto. Buongiorno raga, buongiorno, è sabato. Devo andare a tagliarmi i capelli. Sto pensando che si parla sempre del tempo, ma quanti vlog avete visto con brutto tempo? Perché in realtà non piove così tanto. Comunque, mi sono accorto anche che nelle ultime puntate c'era un'assenza particolare. Che come vedete non vedeva l'ora di essere nuovamente nel vlog. Saluta a tutti. Dai, per favore. Non adesso. Ammo, saluta che poi dicono che sei maleducata. Cioè, sono timida, mi vergogno. Guarda qua e di ciao. Allora, Ammo, forse ci riusciamo, eh. Ah, 1. No, non mi vergogno di parlare. 2, 3. Ammo. Ammo. Ciao, di ciao. No, lo faccio con la mano, non senza ciao, dai. Perché Siamo abbastanza in ritardo. Strano. Quello non è ciao. Aspetta. Cosa stai filmando? Non si può lamentare della pioggia a novembre. Sto pensando di assumere Marika per vloggare. Non che non sia abbastanza impegnata già. Ti metti a fare foto. Ecco, dovresti fare foto perché ci servono foto. Ma non penso che sia il mezzo giusto di filmare. Sarà novembre ed è poco incasinato. C'è un personaggio grosso che dobbiamo incontrare, un po' per traslo, un po' per il vlog. Dobbiamo inoltre andare ad una partita del Crystal con dei ragazzi che seguono una pagina molto interessante di cui vi parlerò presto. Inoltre salirà Alessio, il mio socio di Elite Media, così andiamo a un evento gigante. Vorrò documentare come cercare nuovi clienti, come approcciarsi a nuove persone e saremo assieme, cercheremo di trovare la strategia giusta e li porteremo con noi. Come se ne va Alessio, arrivano due amici, Yuri e Monica. Tutto questo sarei dovuto andare a Napoli, non so se riuscirò ad andare. Sarei dovuto andare a Genova per la laurea di un mio amico, non so se riuscirò ad andare. Un po' incasinati raga. Perché mi guardi così? Thanks so much, driver. Have a nice day. Raga, c'è un problema. Andrea, l'organizzatore, mi ha chiesto di fare un intervento, ma io non mi sono preparato a niente. E quindi sarà interessante capire di cosa dovrò parlare, insomma. Allora, adesso, per la gioia di tutti noi, italiano il sardo a Londra più conosciuto in assoluto, abbiamo tra noi Samuele Mura, vlogger. Qua mi chiama, boh. Non so Tutti autofilmi. La prima domanda per Andrea è: di cosa dovrei parlare? Perché Andrea mi ha mandato un messaggio tipo una settimana fa o due e mi ha scritto insomma se ti va facciamo un intervento, ti facciamo un po' di domande, parli di qualcosa, e io certo non c'è problema. Poi però non ci siamo più sentiti fino a 3 minuti fa quando mi ha detto Samu c'è l'intervento, e io ok, vabbè. E quindi ho pensato in 3 minuti, ho cercato di pensare a come dare valore a questa sala, come poter cosa raccontare, perché è inutile venire qua a dire io sono questo, io ho fatto questo, che può non interessare a nessuno. Quindi stavo pensando quanto può essere importante per noi il circolo dei sardi. Amo condividere, mi è capitato di andare all'università di Cagliari eccetera, e si vede anche adesso, mi emoziona un casino, però mi sono accorto che davanti alla telecamera, come appena faccio questo sono già più tranquillo, non so perché. Penso che ognuno abbia la propria forma di a chi piace scrivere, a chi va in radio, a chi invece si trova più a suo agio davanti alla telecamera. Grazie. Mi pare che Samuele si trovi bene anche sul palco, era a suo agio, non ci è sembrato particolarmente nervoso e ha preso un multiplo di 3. No. Raga, andiamo su che oggi c'è anche la mostra su Gramsci e grazie ad Eledda. Raga, ho conosciuto Roberta, ha detto che segue il vlog, giusto? Sì, non mi ha pagato. Non l'ha pagato.
Ormai sa anche. Vale, dici che si vede che lo segue. Da tanto lo segui? Sì, dall'inizio. Ho coinvolto anche tutti i miei amici, parenti. Secondo me manderanno il conto a casa, devono iniziare a pagare. Niente, anche lei è venuta all'evento dei sardi, sta piacendo? Molto interessante. Se siete sardi e siete a Londra e ancora non siete venuti agli incontri o non fate parte del circolo, vi aspettiamo e vi state perdendo un sacco di roba, quindi assicuratevi di esserci alla prossima. Ciao! Non mi conosci? No, non ti conosco. Matteo, piacere. Allora raga, l'evento è finito, siamo al pub adesso e volevo ringraziare Pierpaolo, i ragazzi di Antas che mi hanno mandato un bel paio di coppie da mandare ai parenti e amici. Niente, per la prima volta lo sto sfogliando e fa veramente piacere. Una figata da vedere le foto qua. Oggi i ragazzi hanno optato per brasiliano. Oggi Brasil, pessa a manetta. Pessa a manetta, Quindi nel vlog manetta. metti pessa a manetta. È uno di quei locali consigliati per la dieta, ossia paghi un tot e c'è carne illimitata. Ragazzi, sembra interessante questa cosa perché vabbè il locale non ci paga, però anzi dobbiamo pagare noi il locale, vabbè. Metti il cartellino verde per metterti da mangiare e poi quando lo giri vuol dire che sei pieno e non vuoi più da mangiare. Cosa che secondo me sarà abbastanza difficile. Tutto quello che vuoi da lì è... Anche Roberta mi ha chiesto di essere nel vlog. Vabbè, i miei amici mi stanno chiedendo come faccio a parlare con una telecamera. La realtà è che ragazzi, ormai siete i miei amici, sto parlando con voi. Non guardo l'obiettivo, cioè sto parlando con i miei amici, quindi. Ragazzi, stanno continuando a portare roba. Fermateli. Sì, fai. Allora, Seguite che lo seguono i milioni. vi spiego. Allora, ho fatto un episodio di Coro Market dove qualcuno mi ha fermato, l'hai visto? Qualcuno mi ha fermato, oh, grazie. Poi ne ho fatto un altro e qualcuno è venuto in ufficio a trovarmi e ho detto vabbè adesso non è che ogni vlog incontro qualcuno che segue il vlog. Invece ho incontrato Mattia e Veronica. Mattia e Veronica. Mattia ha detto che ha visto Molto il bravo. vlog e grazie. È pagato anche lui. Però a parte questo loro stanno aprendo un canale. State aprendo un canale? Vorremmo aprire. Sì. Come si chiamerà? Mind the Gap. Mind the Gap. Quando esce lo mettete come primo commento, andate a vedervi Mind the Gap. Sì, mille. Buongiorno raga, è mercoledì, è arrivato il freddo a Londra. Sta per iniziare un periodo pazzesco perché le cose che ho da fare e le cose che sono in programma sono pazzesche. Pazzesche se non altro per la quantità di cose da fare nei prossimi 2 mesi fino a Natale. Molti mi chiedono quante ore di lavoro faccio o di quante ore sono composte le mie giornate e oggi vi voglio parlare un po' meglio di questo. Nel frattempo ho 800.000 meeting per Edit Media. Edit Media sta crescendo e ci stiamo mettendo tanto lavoro dentro. Però vi voglio parlare di questo, di come cerco di gestire il mio tempo, di come cerco di organizzarmi, dato che le ore sono comunque 24 in una giornata. Una cosa che vi voglio dire è che è veramente importante è che cerco comunque di studiare un sacco e di essere prima di tutto io al top e di prendere nuove idee, nuovi concetti e sfrutto tanto il viaggio da lavoro a casa, da casa al lavoro, la mattina per squagliare YouTube, per squagliare Spotify con i podcast, per seguire nuove lezioni, per imparare nuove cose. Quindi durante tutto il viaggio più o meno questa è la mia situazione. Studiare è stra mega importante, non importa come, non importa se è università, non importa se corsi, non importa se libri, audio, video, qualsiasi cosa sia, l'importante è studiare e crescere e io cerco di studiare un sacco. Iniziamo la giornata raga. Buongiorno raga, giovedì fuori ho degli amici che mi aspettano, Domenico, più che amici devo fare un meeting, una consulenza, non so, mi devono parlare di un progetto, andiamo a vedere che succede. Ciao. Cacchio, con la telecamera. Dove vuoi? Come stai? Marcello, Ciao Faride. Samuele, piacere. Piacere, Samuele, Marcello. piacere. Chiacchierata interessante con i ragazzi e con Domenico. Raga, mi sa che caffè ne beviamo un po' troppo in ufficio. Altro meeting della giornata, è un meeting per Edit Media questo. Continuiamo raga, andiamoci dentro, andiamoci dentro. Piacere Samuele. Come stai?
un meeting per Edit Media e abbiamo qua Danilo. Danilo ha una compagnia molto interessante di costruzioni a Londra. Costruzioni italiane, partono dal progetto, buttano a terra, rifanno, fanno tutto. Non mi ha pagato per fare il vlog, però ci tengo perché sto documentando anche il progresso di Edit Media. Danilo a quanto pare diventerà cliente Edit Media, cercheremo di aiutare Domus a pubblicizzarsi al meglio, ad attrarre nuovi clienti sul web, quindi se fra 3-4 mesi non si vedono progressi potete scrivermi sotto nei commenti se è un falso, stai dicendo fesserie eccetera, però siamo comunque sicuri dei nostri mezzi e come documentiamo il progresso di Traslo, di Edit Media, documenteremo anche il progresso delle aziende che ci scelgono. E quindi grazie Danilo. Danilo, però seguivi il vlog, giusto? Qualcosina. No, lo seguivo, però non avevo il tempo di commentare, però l'ho iniziato tutti quanti. Di dove sei? Napoli. Di Napoli. Sei da tanto qua? Sono 2 anni che sono qui. Ingegnere? Civile. Io non vedo l'ora di iniziare questo progetto. Fra qualche mese vi aggiorniamo, raga. Ok, raga, sono le 7:30. Tutti sono andati via dall'ufficio naturalmente. Volevo però parlarvi del tema principale, ossia del titolo di questo vlog: velocità sul micro e pazienza sul macro. È un concetto che ho ripreso da uno dei personaggi che seguo di più, un imprenditore americano che si chiama Gary Vee. Mi ci ritrovo tanto in questo concetto perché molto sinteticamente all'inizio, quando si inizia, si ha sempre fretta. Anche quando si inizia con un'azienda o si inizia con una posizione lavorativa si ha fretta di avere soldi, di fare soldi, di tirare fuori lo stipendio, di vedere i risultati. Ma la verità è che per i risultati migliori bisogna avere pazienza, ma ciò non vuol dire che bisogna dormire nel frattempo o bisogna prendersela con calma. Per questo il concetto viene espresso al meglio da Gary Vee dicendo appunto che bisogna avere velocità sul micro, nel senso giorno per giorno cercare di fare il più possibile, essere super veloci, andare a 3000 comunque, chiamare, fare email, incontrare i clienti, fare tutto ciò che si può, cercando naturalmente di farlo bene, però fare il più possibile e il più velocemente possibile, avendo però tanta pazienza sul macro, e quindi macro inteso come nel lungo periodo. E nel lungo periodo non vuol dire spesso un anno, può voler dire anche 5 anni. È importante secondo me farsi anche un piano prima e degli obiettivi, magari degli obiettivi mensili e poi annuali e poi a 5 anni, e appunto avere questa velocità sul micro e pazienza sul macro. È una cosa che inizialmente non si riesce a capire e non si ha soprattutto, ma quando poi si capisce diciamo che funziona veramente tanto. Io mi ricordo bene quando ho iniziato, 23 anni, 24 anni, avevo un sacco di fretta, volevo tutto subito eccetera, ma appena mi sono messo in testa che non arriva tutto subito e anzi arriva alla lunga, lì ho iniziato a lavorare diversamente, a lavorare meglio, ad ottenere più soddisfazioni, e ancora oggi ragiono alla lunga. Quindi questo era il concetto fondamentale, ci tenevo proprio a condividerlo con voi perché è una cosa che mi capita giornalmente. Comunque è tardi, andiamo. Giovedì sera, raga, mi aspetta un bel lavoro di montaggio. Per il resto vi volevo dire che è venerdì, quindi weekend, quindi uscite, divertitevi, uscite con gli amici, non bevete troppo, fate quello che volete come al solito. A venerdì prossimo. Buona!